Capitolo 1. Seconda metà del XIV secolo d.C. Una mattina di fine settembre, in una piccola hut, sull'altopiano dei 7 comuni, il primo sentore di freddo autunnale, accompagnato dal tepore di un timido sole, su, in cima a quell'antico altopiano, un'isolata famiglia di Zimmer è già in fermento e pronta a ricominciare. Si prepara qualcosa. L'entusiasmo sembra evidente. La madre con la figlia intente a sistemare le ultime cose nella gerla, mentre il figlioletto bighellona saltellando sull'accumulo di grandine della notte prima. I figli più grandi, invece, ormai uomini da qualche inverno, si affannano a finire dei lavori lasciati in sospeso e al contempo testando il filo dei loro strumenti. Quasi vogliono essere pronti ad ogni evenienza. Ma quale? Nel mentre, però, una figura fa capolino dal sentiero in fondo al bosco. È il capofamiglia che torna da qualche commissione e con passo svelto si avvia verso la sua casa, foriero di notizie. Dalle propaggini della macchia li saluta a gran voce e li invita a riunirsi per ascoltare le novità. «Salute, famiglia cara! Sono tornato ora da Lausanne. Riuniamoci, ho cose importanti di cui parlarvi». Felici di rivedere il capofamiglia, tutti si riuniscono di fronte alla dimora e ascoltano con attenzione. Abbiamo finalmente il consenso. Su invito del Gastaldo di Lugo, per conto delle monache benedettine del monastero di San Stefano, l'assemblea della reggenza del nostro comune concede a chi lo desiderasse di lasciare il bene collettivo per insediarsi come affittuari nelle terre di pianura lasciate incolte. Così ho dato il preavviso. La notizia è qualcosa che lascia tutti soddisfatti dagli sforzi profusi nei preparativi. Ormai poco si poteva produrre su quelle vette, e già molte famiglie dei Sieven, alte Comoen, Pro del Liben, stava abbandonando quelle terre. Così anche la nostra famiglia di Zimmer, in particolare i figli maggiori. Una grande notizia, carissimo padre. Avremo dunque migliori possibilità per vivere e lavorare. Siamo pronti a partire. Non si perde tempo e la madre, rincuorata dal marito e dai figli, sprona i figlioletti più giovani. Avete sentito? Avanti, su, raccogliete le vostre cose. Nel mentre, tutti si avviano innanzi quel sentiero verso l'ignoto, attraverso la selva montana. Ma il morale è alto e fa nascere in loro fiducia per un futuro migliore. Capitolo 2. L'inizio di un viaggio avventuroso. Il lenzuolo delle acque. Dopo qualche ora di discesa lungo il sentiero, la selva dirada e si decide di fermarsi per uno spuntino. La madre e il padre con i figlioletti si apprestano a cercare qualche frutto di bosco per accompagnare quei pochi viveri che si sono portati appresso. I figli maggiori invece si allontanano per cercare dell'acqua nel vicino torrente Chiavona, ma seguendo il tracciato del suo letto si imbattono in sinistri covoli. Con cautela allora costeggiano la parete di roccia, cercando di evitare le cavità naturali. Lungo il tracciato, però, qualcosa attira la loro attenzione. Un covolo enorme, stranamente arredato. Sospettosi, si avvicinano per dare un'occhiata. Il fratello più coscienzioso, però, non sembra intenzionato a sostarvi oltre e, malgrado la curiosità, decide che è meglio muoversi. Ma il più impavido dei due, non visto, con rapidità riesce a portarsi via quello che sembra un candido lenzuolo di magnifica fattura. Un rumore improvviso, però, lo fa fuggire da quel luogo. Proseguono allora il cammino, scendendo ancora lungo il corso d'acqua, dove ora la corrente sembra essere più lenta. Giunti in fondo, trovano un muretto che circonda una piccola cascata a portata di mano. Più in alto, invece, una cascata maestosa che sembra alimentarla. Ci si organizza per raccogliere l'acqua, ma tra i due, il furfante non sembra prestare ascolto, lasciando andare avanti l'altro fratello.
Come ammaliato, sembra attirato verso le cascate più alte del torrente, gettando a terra ogni suo fardello. Il canto di una misteriosa, quanto splendida e seducente donna lo chiama a sé. Giunto alla cascata cerca di raggiungerla, mentre lei, divertita, sembra giocare con lui, al punto di compiacersi nel vederlo rischiare di cadere nella profonda pozza. Fortunatamente il povero malcapitato riesce ad essere tratto in salvo in tempo grazie al fratello, che, accortosi in quel momento del furto, restituisce terrorizzato il lenzuolo alla proprietaria. Così la donna misteriosa scompare, al suo posto, sul terreno, delle agghiaccianti impronte caprine. Ma il rimprovero del fratello al ladro è grave. Ciò che togliesti all'anguana, lei se lo sarebbe ripreso con la tua vita. Impauriti a quel punto, decidono di abbandonare il torrente a mani vuote e senza acqua, pur di non attirarsi maledizioni. Restano in silenzio per tutto il tragitto, fino al luogo del bivacco. Una volta ricongiunti ai propri familiari, fingono di aver trovato il torrente in secca. La vergogna è tale che non osano parlare dell'accaduto. Cosa potrebbero pensare di loro se avessero saputo del furto e dell'ira arrecata all'anguana? I loro cari però li consolano. Hanno trovato nel frattempo abbastanza frutti di bosco per dissetarsi con essi, oltre che sfamarsi insieme ai viveri. Così una brutta esperienza viene cacciata via dalla mente grazie a del buon cibo e al ristoro delle fatiche della mattinata. Un ponte nel vuoto. Dopo qualche ora di riposo, i nostri riprendono il cammino e, scendendo ancora lungo il sentiero, costeggiano il Cupala, lasciandosi alle spalle il torrente Chiavona. Si addentrano per una boscaglia al di sopra di un'antica falesia, ma ad un tratto, giunti ad una radura, qualcosa attira la loro attenzione. Qualcosa che non si aspettavano di trovare, al punto da far esclamare ad uno dei figli maggiori: «Guardate! Incredibile!» Un ponte sospeso nel vuoto, tra i due versanti vallivi. Come per magia, sembra essersi materializzato, ed è così impressionante che gli si avvicinano increduli per assicurarsi che sia davvero reale. Convinti dall'entusiasmo di poter accorciare il loro viaggio, i due figli maggiori invitano allora la famiglia a seguirli sul ponte, avviandosi per primi. Il padre, però, teme un inganno sovrannaturale e ferma i figli prima che solchino il ponte, urlando: «Attenti! È un orc!» Il ponte allora scompare. Al suo posto, innanzi a loro, una figura mostruosamente enorme si desta e una voce cavernosa pronuncia queste parole: Bravi, ve l'avevo quasi fatta. Siete però anche svelti di gamba, oltre che di occhio e di lingua. Terrorizzati non ci pensano due volte e fuggono verso la boscaglia, arrischiandosi per scendere in qualche modo dall'impervia falesia. Fortunatamente riescono a trovare un sentiero alternativo, probabilmente da tempo abbandonato, mentre il figlio, che ha rischiato maggiormente, resta a guardia del sentiero alle loro spalle, assicurandosi che l'orco non li insegua. «Sembra che lo abbiamo seminato. Siamo al sicuro». Persi però dove potrebbero mai andare ora. Riunendosi e decidendo sul da farsi, scelgono comunque di proseguire lungo quel sentiero. Da qualche parte dovrà pure andare. Così prosegue questa loro saga, lungo sentieri sconosciuti, fino a giungere ad un'altra radura. Alle spalle la falesia e all'orizzonte la valle che si apre verso la pianura. Lugo ora non sembra più così lontano. Ghigni tra le fronde.
incrociando verso valle il tracciato del sentiero perduto. I monti ora hanno lasciato il passo alle dolci colline pedemontane e la nostra famiglia di Zimber è in vista della chiesetta di San Pietro, sull'omonimo colle, sede della Gastaldia. Ancora un breve tratto di strada, però, li separa. Ancora un ultimo sforzo. Se non fosse che quello che ad occhio, forse troppo ottimisticamente, sembra un tragitto breve, ora sembra più lungo del previsto. Stranamente più lungo del previsto. Forse anche eccessivamente più lungo del previsto. Ci si riunisce. La frustrazione è evidente. Si discute, qualcosa non va. Passi la lunghezza del percorso, forse, ma rivedere per ben 3 volte le stesse pietre, gli stessi alberi, li ha resi tutti sospettosi. In quel momento, però, si accorgono loro malgrado di qualcosa nel terreno. Orme piccole, come quelle di un neonato, che segnano tracciati casuali, portando il padre ad esclamare: «Oh no, un maleficio!» Ma ancor più spaventoso è il fatto che il figlioletto più giovane sia d'un tratto scomparso. Lo sgomento è tale che lascia ben presto il posto alla disperazione. Tutti insieme lo chiamano a gran voce. Si girano in cerca di un segno. La madre, tra tutti, è la più affranta e scalpita nel ritrovarlo, ma un suono sinistro. Un ghigno tra le fronde di un cespuglio a lei vicino attira la sua attenzione e, ispezionandolo, ne resta sbalordita. Rapidamente si volge verso i suoi cari, ancora concitati nel cercare il figlioletto scomparso, e correndo verso il figlio con la gerla, setacciando furiosamente dentro al bagaglio, esclama: «Blutgeistlein! Blutgeistlein!» Tutti allora rinsaviscono e capiscono speranzosi cosa sta succedendo finalmente, mentre la madre trova quello che stava cercando, un saietto rosso con cappellino, forse il ricambio per una bambolina della figlia, che velocemente, con grande maestria da Ausweib, modifica con ago e filo. Una volta pronto, viene offerto al cespuglio, dove sembra esservi nascosto il Blutgeistlein dispettoso. Ed ecco così, improvvisamente, sbucare da dietro il cespuglio il figlioletto scomparso. La gioia della nostra famiglia di Zimbar è alle stelle, mentre il fanciullo, dal canto suo, sembra piuttosto divertito. Contemporaneamente le orme finalmente scompaiono. Il maleficio è rotto. Ora si può proseguire. La cima del colle e la chiesetta sono ormai prossime. Capitolo 3. Una nuova vita, nuove speranze. E giunsero a Lugo. Il sentiero ormai si appresta a scomparire e alle loro spalle il paesaggio silvano dirada. Con grande sollievo, davanti a loro, poco a poco, si apre la piana della sommità del colle e dietro agli ultimi crinali cominciano a far capolino i primi elementi architettonici della chiesetta. Felici e soddisfatti, costeggiano allora la piana sulla sommità, dirigendosi verso gli alloggi del Gastaldo, per attendere di richiedere udienza e l'assegnazione di nuove terre. Non trovando ancora nessuno ad accoglierli, però, si decide allora di aspettare poco distante per riposare. Un amaro sorriso sovviene ripensando alle prove e le fatiche della giornata, che sembrano ora prendere il sopravvento, ma il sole, ormai alto del meriggio, le rincuora con il suo calore, quasi un abbraccio di benvenuto ufficioso. Così, in trepida attesa, le loro speranze per un futuro migliore divampano. Qui si conclude il viaggio. I nostri caparbi Zimber, che con grande pena patita lungo il tragitto affrontato, per quanto in questa sede immaginifica, si sono lasciati alle spalle la dura vita sull'altopiano, sanno che non dimenticheranno mai il loro retaggio
così come sanno che si dovranno adattare alla nuova vita di pianura. Più semplice e redditizia per certi versi? Forse, ma in un periodo storico così turbolento, scenario di questa ipotetica storia, riserverà loro nuove sfide per l'avvenire, che come futuri nuovi abitanti del comitatus di quelle terre si avvieranno di generazione in generazione a divenire parte degli antenati di una sempre più coesa cittadinanza, che rivendicherà per i secoli a venire una propria autonomia e nuova identità. Su quei colli della pedemontana veneta, solcati dal lento, quanto a volte impetuoso scorrere serpeggiante dell'Astico e dei suoi affluenti delle valli circostanti, così dunque, immaginiamo, giunsero a Lugo. Softly, for she has lived under the snow.